C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a tutti da Brescia a Rimini, passando per la Corna Trentapassi, che è l'itinerario che vi proponiamo oggi in apertura di puntata. Da Vello, subito dopo la Galleria San Rocco, tra le case c'è un piccolo parcheggio da dove inizia il sentiero con segna via Bianco e Rosso numero 263. Si entra in un vallone, si giunge in una radura antistante la chiesetta della Madonnina. Si prosegue nel bosco seguendo i segnavia, da qui in avanti il sentiero diviene più difficoltoso. Si sale rapidamente seguendo la dorsale facendo attenzione ai tratti esposti. Si giunge alla meta in 2 ore e mezza con una pendenza media del 40%. Dalla cima Trentapassi si gode di un panorama strepitoso sul Sebino, la Valle Camonica e le montagne orobiche. Si giunge alla Corna Trentapassi anche da Cusato di Zona in circa 90 minuti. Bene, eccoci qui, siamo pronti per interrogare alcuni amici che sono comodamente seduti a tavola su mosche e latte, perché c'è questa espressione carina in dialetto bresciano, el parna moscon del latte. Siamo tornati alla Commedia delle Pentole in via Zara numero 125 qui a Brescia e in questo momento siamo in compagnia della signora Cinzia. Signora Cinzia, non le chiedo cosa ci fa alla Commedia delle Pentole, ma glielo chiedo, insomma, come si è trovata, cosa ha mangiato, è la prima volta che viene? Sì, ho mangiato i malfatti al Bagos. Com'erano? Buonissimi. Buonissimi? Ah, beh, no, peccato, altrimenti io mentre la intervistavo la facevo distrarre e gliene rubavo uno, ma sono proprio finiti, quindi non c'è verso. Allora, signora Cinzia, lei è bresciana? Sì? Sì. Il parna mosca e del latte. Che significa il parna moscon del latte? Quando si dice questa espressione? Una mosca nel latte, cioè una rarità? No, pensi invece alla situazione opposta, quando l'insetto, la mosca, si trova nel latte. Disturba. Beh sì, quel latte lì ovviamente non si beve più, ma nello specifico la mosca che fa? Cioè, non esce più, non riesce ad emergere, a uscire da questa situazione. Quindi pensando alle persone, sì. Hai capito? Esatto. Quindi pensando a una persona, la mosca del latte. Difficoltà, persone in difficoltà. Va bene. Lei non lo è mai stata e mai lo sarà una mosca del latte. Grazie. Ecco, in questo momento io sono in ginocchio sul pavimento di cotto della Commedia delle Pentole, quindi le assicuro che questa cosa non durerà molto perché mi sto sfracellando le ginocchia. E non sono neppure di fronte a una bella donna, ma al signor Maurizio. È lo stesso nome del titolare della Commedia delle Pentole. È la prima volta qui a Commedia? Sì, è la prima volta che veniamo, ne abbiamo sentito parlare molte volte, però è la prima esperienza. E cosa abbiamo mangiato? Allora, io ho mangiato trippa, i miei familiari hanno mangiato ravioli e pasta al ragù di cinghiale, di cervo. La trippa poi insomma la sera, Leggera, sicuramente. Insomma non vorrei essere in sua moglie stanotte, ma Dormiamo in camere separate per sicurezza. digerisce benissimo perché tutto comunque leggero qui a Commedia delle Pentole. Ora l'interrogo, lei è bresciano, Maurizio? Sono bresciano. Ok, dai, vai, provi un pochetto a... Allora, è il parna mosca e del latte. Facile, il parna moscon del latte. Che significa il parna moscon del latte? La mosca nel latte è un insetto che fatica ad uscirne e quindi che si trova in difficoltà. Quindi Questa è la mia interpretazione. è l'interpretazione corretta, quindi paragonato insomma a una persona... Che si trova in difficoltà, si trova in una situazione difficile dalla quale non riesce ad uscirne. È un modo compassionevole per descrivere una persona in una situazione effettivamente che a lei non è mai capitata. Va bene. Basta, salutiamo, buon proseguimento a lei e a voi buon proseguimento su Teletutto. Arrivederci, grazie. Di nuovo.